E buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale di Team FS. E oggi Angler Park. Con noi c'è il signorino, siamo già ben posizionati e siamo carichi. Posta D, oggi è il 3 gennaio e ci proviamo. E ci siamo, col primo pesciotto, è partito. Un bel reginotto. Lavato. Ed eccoci qua. A Mattia gli è partita ancora la stessa. Subito, appena ricalata. La stessa canna. Eccola qua, inguadinata. Stessa regina di prima circa, stesso ceppo. Ragazzi, è partita ancora, incredibile. Sempre la stessa. 3 partenze in 40 minuti, c'è. Sospetto un'altoretta, poi le ricalo per la notte. Tac. E già la terza, ce l'abbiamo. Sempre stesso ceppo di regine. Questa è bella tonda. Belle vispe in salute. Diventeranno delle gran regine. Guardate che bocca. Ottimo. Eccolo qui, Mattia, che va a ricalare la canna, altezza quarta, quinta boa, pasturata a palline. E vediamo tra quanto partirà. Le temperature sono abbastanza bassine, l'acqua prima faceva 5-6 gradi. Quindi speriamo che le carpe rimangano in pastura il più possibile. Speriamo che insieme a questa regina ci siano altre carpe e che girino sulla nostra pastura.
È ora di cena. Ed è partita. Doppia del 20, hard hook bait. Classiche ABA. Adesso la portiamo qua sotto, la inguadiniamo e ve la facciamo vedere. Ed eccoci qua, le nostre hard hook bait del 20 hanno fatto il loro dovere su un letto di pastura di ABA e appena calato il buio sono partite. Top. Bellina questa, eh? E ci siamo, ragazzi. Una bella trippona. Guardate che panciona. Felicissimo. Felicissimo. Doppia del 20, hard hook bait, che sono giù da stamattina, non ho fatto il cambio esca, ho solo dato una ripasturata e hanno colpito. Secondo pesce per me e ci stiamo avvicinando al target, sto andando giù con doppia del 20, magari riesco a selezionare un po' di più e questo pesce mi dà la conferma. Gran reginone. Ed eccoci qua, ragazzi. Vi sto facendo vedere questo innesco perché mi ha appena fatto catturare un bel pesce. Doppia del 20, hard hook bait, le favolose, le mitiche, ormai abbiamo finito gli aggettivi per nominare queste palline, le favolose ABA. Ormai, ragazzi, garanzia e basta. Vi faccio vedere in velocità la pastura che c'ho qua dentro. Ovviamente full ABA. E nel letto di ABA ci sarà la nostra esca. Hard hook bait del 20 con il nostro chlor del 4 che finora non ci ha deluso. Bella, ragazzi. Bella. Piena notte. Buongiorno ragazzi, siamo alla seconda mattina. Stanotte abbiamo fatto tante partenze, sia io che Mattia, e un paio le abbiamo portate su per fare la ripresa, un paio le abbiamo lasciate subito. Andiamo a fare un cambio esca, o meglio, vi mostro come vado a ricalare le canne. L'esca ho deciso di non cambiarla perché su ho la doppia del 20 hard hook bait e dopo 24 ore di pesca sono ancora dure e dentro ne hanno ancora, si sente. C'è il nocciolo che è molto duro. E niente, quindi teniamo queste, voglio provarle, voglio vedere quanto durano e per quanto tempo cattureranno. Ho usato le nostre palline da innesco, le hard hook bait. Abbiamo anche il liquido, molto buono. Non ho fatto nient'altro che aggiungere un po' di liquido nel barattolino appena arrivato in sessione e poi le ho innescate e dopo 24 ore sono ancora lì che mi portano pesci. Queste sono le nostre palline, abbiamo riempito il secchio, ora ci andiamo a mettere un po' di liquid food per bagnare la pastura
Scucchiaiato di Aba, belle bagnate. Nostro innesco Hardhook Bait, rigorosamente su da ieri mattina. Oggi la seconda mattina e noi lo lasciamo su perché sono esche che io gli do massima fiducia anche dopo 24 ore che sono state calate, e effettivamente fanno il loro lavoro. Essendo Hardhook Bait fanno il loro lavoro perché devono durare tanto e dopo 24 ore sono ancora lì, belle, intatte, compatte, pronte per essere calate, ed è questo quello che volevamo. Buon ragazzi, canne calate. Ho spostato una canna qui in punta all'ansa. Mese scorso qui in ansa è uscita una 27 kg e quindi ci proviamo anche noi. Doppia del 20. È l'inverno. C'è chi preferisce l'inverno e l'estate. Io l'estate. Altra bella carpa. Le 2 del pomeriggio. Belle vispe in salute, con dei colori fantastici. Si fa un po' portare. Comunque appena calata. Ha appena ricalato le canne ed è partito subito perché il pesce lì ci staziona sulla rete, e quindi appena ricaliamo pastura fresca loro lo sentono e ci vengono a mangiare. Questa sembra piccolina, però può essere anche un amur. Io e mio fratello Luca abbiamo preso un amur a dicembre qui all'Hanger Park, mai dire mai. Oggi fa più freddino di ieri. Prima sono uscito con l'ecoscandaglio, faceva 3-4 gradi l'acqua, cioè manca poco, ghiaccia. Dato che l'altra volta ero qua dalla rete, mi sono divertito molto, questo giro qua mi sono messo a destra per provare a selezionare un po' più il pesce, sia con gli inneschi, sia con la pasturazione, sia con gli spot, che cerco spot in centro lago, sul fondo, sulla profondità. C'ho una canna su un panettone, sto pescando con doppia del 20, pasturazione solo a palline, poche, concentrate, e sto provando a fare il pesce insomma un po' più grosso del solito, tanto che l'altra volta qui dalla rete mi sono divertito molto con le aba. Questo giro sono tornato a provare a selezionare il pesce, fare un pesce o più pesci bellini, sempre con le aba. Finora ho fatto 4 pesci, ho fatto una specchiotta, 2 regine intorno ai 12 kg e quella lì bella che non era over ma si avvicinava molto. Quindi già un target l'abbiamo catturato. Un'altra reginotta. Abbiamo sotto queste in questi giorni. Vedete? Ragazzi, lì c'è un'aba. Lì c'è un'aba che di fianco alle palline commerciali non si tira indietro. Anzi, è partita subito anche questa. Presentazione a chicco di mai sfinto. Tanta taglia media, ma sappiamo che in questa parte di lago si nascondono dei mostri, soprattutto in questa ansa qua che, ripeto, mese scorso è uscita una 27 kg. Proprio qui. Quando siamo venuti Luca ci ha provato a pescare, è uscito qualche pesciotto, qualche partenza, ma purtroppo niente di big.
Ora ci sto provando a pescare io, ma non ho ancora visto niente. Andiamo a calare con il signorino detto il Sin. Non guardatelo negli occhi perché meglio non guardarlo negli occhi il Signi. Full aba, secchettino aba e un po' di pellet. Singola del 20, hardhook bait, chicco di mais finto. E si va tutto intorno alla rete. Diretta? Sta venendo già buio. Sono solo le 4:50. Un altro bel reginone. Ragazzi, sono le 7 di sera. Partita una canna. Il problema è che non si vede niente. C'è una nebbia incredibile. E ce l'abbiamo. Non brutta anche. Adesso il problema sarà ricalare perché guardate che muro di nebbia che c'è di foschia. Nostra nemica da sempre. Oh. È arrivato un pesciotto anche per me. Nel cuore della notte. Non è grande ma è partito il missile. Ci ha fatto divertire un po'. L'acqua è ghiacciata. Sarà 2-3 gradi. Ma lei ha mangiato, ci è venuta a trovare. Omino di neve aba. Ammolliamo un colpo, ora ricaliamo nel freddo, nella foschia. Cerchiamo di prendere una bella carpa, come quella di ieri magari. Intanto ci accontentiamo di lei, bellissima. Andiamo a rilascio. Sono le 3 di notte ed è partita un'altra reginotta, una sorella delle altre, bella in forma. La rilasciamo subito, poi caliamo. Andiamo a calare là in mezzo al buio. Cosa importantissima, catturata con le nostre Dumble, più chicchetto ma di mais finto, presentazione bilanciata. Ci ho messo un piombino per fare una lamata più prepotente. Gran pallina. Ho iniziato la sessione con le doppie del 20 e dopo aver fatto quel bel pesce, quel bel reginone, non ho più visto niente di che, quindi ho deciso di diminuire un po' la grandezza dei miei inneschi. Quindi ho scelto di usare la Dumble bilanciata. Ora ricalo un pugno di aba, la bilanciata e usciamo ancora là in mezzo e vediamo di prenderne un altro. Dambolina, aba, chicco mai sfinto. Ottimo. E ci siamo. Eppure mentre pranziamo altri pesci. È circa l'1:30 dell'ultimo giorno, del terzo giorno. Ora pranziamo e facciamo su tutto. Però intanto ci godiamo questa cattura. Speriamo sia grossa. Specchiora.
Bella, bella. Io 18. Con sacca? Sì. Un bel 18 con sacca. Non sembrava. Meno? Sembrava un paio meno, giusto. Bella, bella. E ci siamo ragazzi, anche questa sessione è giunta al termine, furgone carico, il signorino si è dimenticato la sacca per ultimo, Davanti. così fa un bel odore per tutto il viaggio, ci farà compagnia. Ora andiamo a casa, ci dispiace come sempre finire le sessioni che vanno bene, ci siamo divertiti un sacco, pesci ne sono usciti. L'Angel Park ci delizia sempre di sorprese e non vediamo già l'ora di tornare. Niente, ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao! Ciao!